Sicuramente positivo l'incontro avvenuto ieri a Roma, alla presenza e convocato quel tavolo relativo all'emergenza del granchio blu, alla presenza del Ministro dell'Agricoltura, il Ministro dell'Ambiente e il Commissario all'emergenza del granchio blu, alla presenza ovviamente anche invitati alcuni rappresentanti del territorio, i territori più colpiti, diciamo così, a questa emergenza, del Polesine e non solo. Presente anche l'assessore Corazzari con vari enti della regione coinvolti, Veneto Agricoltura in primis. Sicuramente importante l'attenzione da parte del governo, risorse che sicuramente saranno funzionali e utili per affrontare l'emergenza a 360 gradi. Già 10 milioni sono stati messi in campo e altri 44 verranno messi appunto a disposizione in varie linee, diciamo così, di contrasto a questa presenza importante che ha messo in ginocchio il 90% della produzione di vongole e non solo. Dunque, per mantenere l'aspetto economico e soprattutto sociale e soprattutto ambientale, perché ricordiamo che siamo di fronte a una specie, diciamo così, aliena che sta veramente deturbando in maniera importante l'ecosistema e la biodiversità dei nostri fondali, del sistema marino in generale, delle nostre lagune, e dunque mettendo in ginocchio pesca e acquacultura in maniera veramente esorbitante. Ha già creato grosse perdite non solo del prodotto ma anche emorie, ma anche e soprattutto la fuoriuscita da questo ambito lavorativo di 400 e più imprese. Stiamo parlando di circa quasi 1000 addetti che purtroppo non fanno più reddito con questa attività e soprattutto poi la filiera generalizzata, non solo il pescatore, poi dopo c'è tutta la filiera che ne deriva da esso, l'importazione, l'esportazione, dunque chi ne ha più ne metta. Dunque è giusto e doveroso mettere in campo tutta la forza, diciamo così, di contrasto economica da una parte, ma ovviamente poi dopo con tutti diciamo così, le progettualità, le strategie importanti appunto per far fronte a questa emergenza. Mi auguro, ripeto, che possa essere l'inizio, diciamo, di un contrasto forte e dunque per il momento facciamo un plauso all'iniziativa. Ovviamente staremo ben attenti, anche perché se posso sottolineare un aspetto che ritengo ovviamente doveroso e importante, si è dimenticati nei vari studi che sono stati appunto posti all'attenzione e sottolineati dell'importanza che hanno permesso appunto di avere tutte quelle informazioni maggiori sulla presenza di granchio blu sulle nostre lagune e sui nostri mari. Si è dimenticati che anche su questo Chioggia, attraverso la Fondazione della Pesca, ha contribuito in maniera importante. Sia per quanto riguarda il granchio blu, sia per quanto riguarda anche l'aspetto dello studio della moecca, che porterà poi successivamente e questo è l'auspicio e l'augurio, a poter far riconoscere il marchio DOP a questo prodotto importante del nostro territorio, delle nostre tradizioni, delle nostre peculiarità che dobbiamo sempre tenere in considerazione perché fa parte della nostra identità territoriale, dunque a maggior ragione dobbiamo sottolinearla ed evidenziarla, ed è per questo che ritengo sia stato, diciamo così, forse una dimenticanza non certamente voluta, ma probabilmente nell'elencare un po' le presenze di chi appunto ha operato su questo, si è dimenticati anche del lavoro importante della Fondazione della Pesca. Non è un problema, anzi ci saranno altri tavoli a breve anche in sede regionale, degli uffici regionali, in cui con i vari enti, varie università, vari stakeholder presenti, si potrà appunto ritornare su questo e evidenziare appunto l'importanza anche e soprattutto del nostro territorio, uno dei mercati ittici più importanti, se non il più importante d'Italia, e soprattutto l'importanza della nostra fondazione
Fondazione della Pesca, che evidenzia ancora una volta la grande capacità operativa dei nostri pescatori, dei nostri armatori e tutto il settore pesca che, voglio ricordare a tutti, è il primo in Italia a livello appunto di importanza. E siamo nello studio del Servizio Nord-Est 2.0 e vorremmo sapere di che cosa vi occupate. Ci siamo fortemente focalizzati sui bonus edilizi, in particolare sul superbonus, quindi interventi prevalentemente condominiali di efficientamento energetico. Il superbonus esiste ancora, fino al 31/12/2024 l'incentivo è stato ridotto al 70% e fino al 31/12/2025 è stato ridotto al 65%. Per maggiori informazioni su superbonus e agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie, Servizi Nord-Est 2.0, via Bembo, Sottomarina di Chioggia, Venezia.